Le macchine tornano a produrre serramenti a vetrocamera alla Berti di Tessera, una storia aziendale che si stava arenando poco dopo aver compiuto 50 anni di attività. La crisi e l'impossibilità dei proprietari di proseguire avevano portato alla liquidazione, nonostante i clienti chiedessero di proseguire, con tanta intensità che la metà dei 46 dipendenti ha deciso di riprendersi di fatto la fabbrica. Un cammino che rappresenta il quinto caso in Veneto recentemente promosso da Legacoop, sostenuta dalla Regione Veneto e dalla CGIL. E quando queste operazioni riescono, quasi sempre riescono perché tutti, come dire, navigano verso la stessa direzione, insomma, quindi si può sempre migliorare. Noi ovviamente cerchiamo di metterci un po' del nostro e anche di accompagnare sempre più i vari soggetti verso il risultato, ma anche sicuramente a sveltire, perché il tempo non è banale sicuramente in operazioni di questo tipo. 5 trattative a buon fine, potenzialmente quante possono essere seminate? Beh, secondo me le potenzialità di questo percorso ci sono, è evidente anche che non possiamo illuderci però rispetto al fatto che bisogna avere alcune caratteristiche ben precise, ci vuole un'azienda che sia sana e questo non è facile, ci vuole delle persone che abbiano le capacità e questo è ancora più difficile, ci vuole soprattutto un sistema che aiuti queste persone a riprendersi in mano il proprio futuro. Lei ha lodato la convinzione che avevano questi lavoratori? Sì, ho trovato lavoratori molto convinti a tal punto da mettere tutta la loro mobilità e i loro TFR dentro l'azienda. Ci sono altri lavoratori che preferiscono tenere fino alla fine gli ammortizzatori sociali e rimanere magari fuori dal mondo del lavoro per 2 anni. E così perdendo delle occasioni. L'altra ragione è che erano molto preparati, sapevano come funzionava l'azienda, sapevano chi erano i clienti e se li sono andati a riprendere. I 22 lavoratori della nuova cooperativa hanno conferito l'anticipo della loro indennità di mobilità, sono 338.000 euro. Altri 220.000 euro arriveranno dal fondo mutualistico di Legacoop. Il Ministero dello Sviluppo entra come socio finanziatore con una quota di 50.000 euro e 200.000 euro da un mutuo decennale. Come dire, una leva finanziaria di 808.000 euro totali. Io non lo so se domani questa azienda avrà successo, io ci metterò tutto me stesso e tutti i 22 soci lo faranno. Se i miei ex titolari hanno avuto qualche inghippo e non sono, diciamo, hanno dovuto cedere l'attività, sicuramente non ne diminuisco il merito perché comunque hanno portato fino a qua una realtà che altrimenti sarebbe andata perduta.